Perché abbiamo scelto questo slogan Generazione Sostenibile per il nostro congresso? Perché è importante, cioè la sostenibilità non è un concetto astratto, è un concetto concreto e dobbiamo assumerci la responsabilità delle scelte che facciamo oggi per le future generazioni. Quindi la sostenibilità vuol dire continuità, vuol dire futuro, vuol dire speranza. Ecco perché il concetto della sostenibilità deve entrare nella testa delle persone. Si possono fare tutte le scelte politiche, le scelte sindacali, le scelte di vita, ma la scelta deve essere sostenibile, cioè percorribile, non deve creare disastri, perché abbiamo questa grande responsabilità. Abbiamo la responsabilità di dare qualcosa al futuro delle nuove generazioni, dei nostri nipoti e dei nostri figli. Con questo congresso noi come pensionati CIS del Veneto ci siamo impegnati a rappresentare sia da un punto di vista di progettualità ma anche attraverso la raccolta dei bisogni tutte le problematiche che riguardano il mondo che rappresentiamo, il mondo degli anziani. Ci sono problemi vecchi, ci sono problemi nuovi che nascono da una nuova realtà della sociale. Noi vogliamo essere attenti sia nella parte che prende in carico tutto il tema della non autosufficienza, in una logica non solo di RSA o di case di riposo, ma soprattutto di presa in carico da parte del sistema territoriale. E questo lo faremo attraverso il nostro dialogo con la Regione e attraverso anche le realtà di ogni nostra provincia con il dialogo con i propri comuni. L'altro impegno che noi ci prendiamo relativamente a tutto il tema dell'invecchiamento in salute, della solitudine e di tutto quello che noi possiamo fare per andare incontro ad una società che si sta evolvendo, lo facciamo sempre attraverso l'analisi dei bisogni, ma con proposte che sono sostenibili e proponibili ai tavoli sempre con i nostri comuni e con la nostra regione. Beh, il contributo che la FNP sta dando alla Confederazione è importantissimo con le analisi, gli approfondimenti, gli studi che sta mettendo a disposizione. Da qui dovremo costruire assieme alla categoria e a tutte le categorie della CIS del Veneto la progettualità per mettere a terra un sistema nuovo di collaborazione, di alleanze, di sinergie tra pubblico e privato. Oggi abbiamo risorse pubbliche che scarseggiano, non possiamo aumentare il debito pubblico per le ragioni che già conosciamo, abbiamo bisogno di valorizzare il grande patrimonio sociale, di volontariato, di corpi intermedi che in questo territorio, nel nostro Veneto, è stata la forza propulsiva dello sviluppo della società. Lo dobbiamo fare assieme alle categorie, per questo pensiamo che anche attraverso le elaborazioni e il dibattito che è seguito dentro al congresso dell'FNP si possano cogliere quegli spunti importanti che potrebbero portare per esempio alla creazione di un dipartimento welfare che metta assieme il welfare generale pubblico con quello che costruiamo quotidianamente nelle aziende quando facciamo la contrattazione.